27 giugno 2026, Cortina d'Ampezzo, parcheggio Sant'Uberto, in partenza per il giro delle cascate di Fanes. Verso il ponte Felizon, sentiero numero 10, Valle di Fanes. Ed eccoci sul ponte Outo, vicini alla partenza della prima ferrata, e qui l'orrido del ponte Outo. E lì davanti la Croda dell'Ancona, spettacolare. Ed ecco che entriamo nelle cascate basse di Fanes. E prima ferrata. Ferrata Giovanni Barbara. Ed ecco la prima cascata. Questa è la vecchia variante del sentiero CAI, che di fatto entra nel Rio e si congiunge alla ferrata laggiù per poi scendere dove ci sono le persone là sotto, ma hanno fatto una passerella lì molto più comoda, molto più agevole, che faremo adesso di fatto.
c'è Giro Capocordata che sta guidando la spedizione verso il belvedere della cascata bassa di Fanes. Ecco la scala gradinata verso il belvedere. Ed eccoci arrivati al belvedere panoramico delle cascate basse di Fanes. Lì si può vedere la ferrata iniziata prima, abbiamo fatto il dietro la cascata, siamo passati dietro alla forra, qui dietro, siamo scesi, arrivati qui al belvedere e poi adesso rifacciamo il ponte, chiamiamolo tibetano, lì sotto e facciamo questo sentiero ferrato per tornare al ponte Outo. Ecco Tommaso che arriva al traversino e c'è anche Giro che arriva al traversino. Grande Giro! Ed ecco finita la ferrata della cascata bassa di Fanes, la prima delle 3 cascate che vedremo oggi, teoricamente, se tutto va bene, e siamo tornati al ponte Outo. Ora seguiamo il sentiero dei canyons e delle cascate
segnato Val di Fanes, e costeggiamo le pareti terminali del Taburlo. Ora siamo in direzione della seconda ferrata e adesso andiamo ad attraversare le cascate alte di Fanes. Stiamo per raggiungere lo sbarco de Fanes, le cascate sbarco de Fanes, dove ci sarà la seconda ferrata denominata Cengia di Mattia. Ed ecco la prossima ferrata che faremo, la Cengia de Mattia.
Ecco il bivio per l'inizio della ferrata allo sbarco de Fanes. Che spettacolo! One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Dopo lo sbarco de Fanes, ripreso il sentiero 10 e qui adesso abbiamo preso la deviazione segnalata come sentiero dei canyon e delle cascate e stiamo andando in direzione dell'ultima cascata odierna del Ru de Ravalles. Nel sottobosco verso le cascate di Ru de Ravalles siamo nella sezione del Progoito ed è un sottobosco pieno, come vedete qui, di trincee. Still you pray that it'll stay and hit you harder, don't go away. Hit you deeper, running through your veins for one more day. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind.
but this time you don't wanna wake up. Pulls you in, it takes over, you just can't let go of the worst, best thing, well, that's ever happened to you. Ed eccoci ricongiunti al sentiero 401 in arrivo dalla Val Travenanzes, parte del sentiero Italia del CAI. Ed ecco la deviazione in Pora Ola, quota 1599, e qui c'è la deviazione per l'ultima cascata del Ru Ravales. A freight train you can't stop, like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop, like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over, you just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. Oh, the worst, best thing that's ever happened to you. Sì. E noi eravamo lì con la ferrata. Lasciamo anche la cascata del Rudera Valles e ci mettiamo in questo sentiero del sottobosco che si chiama Ria Longa e ritorniamo al tracciato 10 per ricongiungerci e chiudere l'anello dell'escursione odierna. Ed eccoci di ritorno da questa fantastica avventura. Abbiamo fatto il giro completo delle cascate di Fanes, abbiamo fatto la ferrata Barbara, il Belvedere, l'altra ferrata che se non ricordo male adesso lo metto sotto il nome, dovrebbe essere Dinai. Abbiamo fatto la Cengia di Mattia alle cascate alte di Fanes e abbiamo fatto lo sbarco di Fanes e siamo arrivati anche qui, l'ultima cascata che avete visto, del Ru de Ravales. Quindi abbiamo concluso un anello completo delle cascate di Fanes. Spero vi sia piaciuto e ho portato con me oggi Tommaso e Giro che hanno fatto per la prima volta le loro ferrate e ne hanno fatte ben 4 oggi. Quindi alla grande. Grazie mille ragazzi. Grazie a te Paolino. E alla prossima avventura. Ciao. Ciao.